ci sono differenti libri che possono darti una mano. Google non è sicuramente la prima fonte, diciamo, dove capire qual è la verità, secondo me. Forse è ancora meglio un po' YouTube, almeno hai della pratica, almeno hai una persona che dall'altra parte senti se sta dicendo delle cose che ti risuonano, anche dal punto di vista energetico. Stessa cosa su Instagram purtroppo, okay, ci sono terapisti con migliaia, decine o centinaia di migliaia di followers che secondo me, sono troppo superficiali. E lo dico perché se abbiamo 5.000.000, 1 su 5 di dolori cronici, di pazienti con dolori cronici, di persone con dolori cronici in Italia, ci sarà anche un motivo, no, quindi non può essere semplicemente cambio la dieta, non può essere semplicemente, ehm, vado a farmi una camminata e non ci penso, o quei benedetti video quando vedo quei video che c'è l'osteopata che fa cric crac sul collo, cioè mi fanno venire veramente il volto a stomaco e anche rabbia, che magari va bene se è una condizione, se vogliamo acuta sotto i 3 mesi di dolori, ma sopra i 3 mesi far vedere queste cose al pubblico come se un semplicemente cric croc funziona e ti rimetto in linea, ti rimetto a posto, secondo me questo non è l'approccio giusto, okay?